Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, appuntamento con il nostro live informativo su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca chiaramente dal Friuli Venezia Giulia. Dunque andiamo a vedere cosa è successo nelle ultime ore. Una donna è stata investita questa mattina da un'auto in transito lungo via Rimembranza ad Azzano Decimo. L'investita ha riportato diverse contusioni e fratture, è stata trasferita con l'eliambulanza all'ospedale di Udine, dove si trova ricoverata in prognosi riservata con un quadro clinico giudicato grave. Rilievi della polizia stradale coadiuvata dalla polizia locale di Azzano Decimo. Adesso torniamo nel capoluogo friulano, restando sempre nella cronaca. Nell'ambito dei controlli finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti, il personale della Polizia Giudiziaria del Comando di Polizia Locale di Udine, con il supporto dell'unità cinofila, ha deferito all'autorità giudiziaria per il reato di spaccio un trentenne straniero sorpreso mentre tentava di cedere una dose di hashish nella zona di piazza Primo Maggio. Il soggetto è stato trovato anche in possesso di un bilancino di precisione, un telefono cellulare, una cospicua somma di denaro che sono stati posti tutti sotto sequestro. Parliamo adesso del discorso relativo all'acqua potabile, dunque del CAFC, un corposo investimento per l'area della montagna friulana, l'impegno preso da CAFC SPA per i prossimi 2 anni. Obiettivo: ridurre nella zona montana le perdite degli acquedotti rurali, garantire la qualità dell'acqua potabile, operare su alcune tratte fognarie. Per l'annualità 2022-23 il budget complessivo degli investimenti previsti su tutto il territorio di competenza del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale è di 50 milioni di euro. E adesso pagina sportiva. Apriamo subito con l'Udinese, ricordiamo che la formazione bianconera sarà in campo domani pomeriggio alle 15 allo Stadio Friuli contro la Sampdoria, consueta conferenza stampa della vigilia del mister, il quale analizza la gara precedente contro il Milan. Ne usciamo con tante risposte in più. Fino agli ultimi minuti i ragazzi mi hanno dato la sensazione di potere e volere vincere la partita. Questa è stata un'emozione percepita da molti, se non da tutti. Mi è piaciuta la gestione degli ultimi 2 minuti, memori dello scivolone in casa. E sulla gara di domani nessuna partita va sbagliata e ai ragazzi non ho chiesto niente di diverso da quello che ho chiesto fino ad oggi. Il messaggio che ci stiamo passando nella quotidianità è il riconfermarsi quotidianamente e andare a cercare risposte nel lavoro quotidiano. Ci auguriamo insomma che alla fine quello che dice Cioffi domani venga messo in pratica. E adesso parliamo di sci, perché sarà Piancavallo ad ospitare la Coppa del Mondo di snowboard. Questa mattina nella sede della Regione Udine la presentazione. Altri broadcaster. Assessore Bini, il 12 e il 13 marzo a Piancavallo ritorna la Coppa Mondiale di Snowboard, un evento importante per la Regione? Un evento molto importante, uno dei tanti eventi sportivi che la nostra Regione ha il piacere di ospitare su un polo, e questo lo voglio sottolineare, che quest'anno ha lavorato benissimo il polo, che è cresciuto di più in Friuli Venezia Giulia, quindi una regione che per l'ennesima volta si dimostra ospitale verso i grandi eventi sportivi, evento che vedrà la partecipazione di campioni provenienti da tutto il mondo. Stefano Secco, responsabile della Coppa del Mondo di Snowboard a Piancavallo, e come è stato difficile organizzare quest'anno l'evento? Direi che all'inizio sì, anche perché avevamo ancora in piena pandemia quando abbiamo iniziato questo percorso che è partito ad agosto. Poi però col lungo corso un po' degli appuntamenti il team era molto unito, siamo riusciti a fare un ottimo lavoro e quindi insomma alla fine siamo riusciti a portare a casa la parte organizzativa in maniera molto soddisfacente. Quali ritorni vi aspettate dall'evento? Ma sicuramente ci aspettiamo
Dal punto di vista mediatico abbiamo circa 23 paesi collegati e questa è una cosa molto importante, avremo dirette su Eurosport e anche su altri canali importanti, in più abbiamo veramente un cospicuo numero di sponsor locali e internazionali che ci ha appoggiato. E con questo è tutto, chiudiamo qui questa edizione live, ulteriori news sul nostro sito friulitv.net e sulle nostre pagine social collegate. Non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.